Buonasera amici del Comitato Pro Ferrovia Valle Alcantara. Un saluto affettuoso da parte mia, Roberto Di Maria, e Giovanni Russo che appunto vi saluta. Ciao Giovanni. Ciao Roberto, buonasera a tutti. Buonasera a te. Allora, vuoi introdurre questa serata nel frattempo che io cerco qualcosa da condividere? Certo Roberto, intanto non è una serata ma è un aggiornamento che il Comitato Pro Ferrovia Valle Alcantara, come dire, ha la necessità di fare, in virtù anche di quelle che sono state, tra virgolette, le pochissime attività che siamo riusciti a fare, in virtù anche delle restrizioni dettate dalla pandemia, quindi dal Covid. Quindi come tutti sapranno la Sicilia non ha permesso in queste ultime settimane la benché minima possibilità di spostarsi tra i vari comuni e altre cose. Quindi è veramente complicato in questo periodo andare ad interfacciarsi con le autorità e quant'altro, creare dei contesti, diciamo così, anche di condivisione di idee e di altre cose. Pertanto ci dobbiamo per forza, diciamo così, di cose andare a limitarci ad alcuni aggiornamenti. Io insieme a te, caro Roberto, vorrei un attimo fare una disamina su un articolo pubblicato sulla Sicilia lunedì 8 febbraio 2021. Il titolo della notizia chiaramente è il tracciato dismesso della ferrovia, una greenway per attrarre turisti. L'articolo è a firma di Mauro Romano. Sicuramente diciamo, molte persone che stanno seguendo le attività del comitato, tra cui insomma, anche Giosuè Malaponti, che colgo l'occasione sempre per salutare e ringraziare per Che l'affettuosa salutiamo, amicizia e collaborazione. Esattamente, sì, sicuramente ci starà seguendo. certo, dico, avranno avuto modo di leggere questo articolo, però lascio a te la parola così magari facciamo un attimino un po' la disamina su questa cosa e facciamo sapere, sempre se tu sei d'accordo, qual è la posizione del Comitato Pro Ferrovia Valle Alcantara su questa notizia. Ma guarda, sì, volevo intanto condividere un po' il contenuto di questo articolo che mi ha lasciato a dir poco perplesso, come ha lasciato perplesso anche te. Perché ancora una volta osserviamo, ancora una volta leggiamo di prese di posizione alquanto singolari sulla ferrovia e sul valore che ha la ferrovia nel territorio. Si parla di recuperare il tracciato dell'Alcantara Randazzo, come possiamo leggere, e trasformarlo in una greenway pedonale e ciclabile. Allora, è chiaro che non si tratta di un recupero. Che razza di recupero è il recupero del tracciato ferroviario se poi dobbiamo farci un'altra cosa che non è ferrovia? Perché con tutto il rispetto per le greenway pedonabili e ciclabili, stiamo parlando di un'altra infrastruttura, di un'altra cosa. Quindi è già, come dire, sbagliato in partenza questo tipo di ragionamento del signor Eddie Tronchet, presidente di Patrimonio Sicilia, sodalizio ambientalista. E ambientalisti, sai Giovanni, ci sono tanti ambientalisti in giro. Io che non sono ambientalista come dire, ho la macchina ibrida, i pannelli solari, queste cose qua, sicuramente loro saranno più organizzati di me perché l'amore per l'ambiente fa fare altro. Dopodiché viene ricordato il parere del Ministero dell'Ambiente che ha stabilito una cosa molto semplice e perentoria. Dobbiamo ripristinare l'Alcantara d'Andazzo. Innanzitutto le ferrovie devono farsi carico della progettazione di questo ripristino. È un parere scritto nero su bianco dal Ministero dell'Ambiente, non l'ho scritto né io né tu, quindi è qualcosa che ha un'importanza Non assolutamente. l'abbiamo scritto noi, ma l'abbiamo richiesto noi, caro Roberto. Quindi E ci questo sta va ovviamente, lavorando diciamo, sempre rimarcato su questo dettaglio. perché qualcuno in queste cose, come dire, ci si picca a capofitto a dire siamo stati noi ad avere creato questa concessione. Non è così. A conferenza dei servizi ormai indetta a fine 2018, se non sbaglio, abbiamo mandato una nota ufficiale dove chiedevamo esattamente questo tipo di intervento, cioè considerare il ripristino dell'Alcantara Randazzo all'interno di un progetto del raddoppio della Messina-Catania che se fosse stato condotto per come era stato messo su carta avrebbe totalmente tagliato fuori non solo all'Alcantara Randazzo ma anche alla stazione di Taormina Giardini con tutto il tracciato dalle Toianni ad Alcantara, quindi la parte costiera del tracciato. Abbiamo chiesto che questo venisse ripensato.
C'è stata un'iniziativa analoga del comune di Giardini Naxos, escluso dalla conferenza dei servizi, con un'apposita delibera promossa dal sindaco pro tempore Nello Turco, che salutiamo nell'occasione, e tutto questo ha condotto al risultato che abbiamo, di cui oggi possiamo, come dire, godere, tranne che qualcuno poi lo rivendica magari come sua iniziativa, ma lasciamo stare. Quindi io direi anche di citare chi ha fatto questa attività, anche perché noi abbiamo replicato sempre attraverso il Quotidiano di Sicilia, che ovviamente io insomma colgo l'occasione anche per ringraziare per aver citato il diritto di replica ad un articolo che si riferiva proprio ad alcune dichiarazioni del sindaco di Taormina, Mario Bolognari, il quale praticamente, facendo una sintesi dell'articolo, e poi magari Roberto ti chiedo la gentilezza se abbiamo modo anche di pubblicarlo a seguito, diciamo, di questa piccola, diciamo così, comunicazione che stiamo facendo. In sintesi, sì, diciamo, tra virgolette, si prendeva i meriti un po' di tutte le attività che avevamo svolto noi attraverso il comitato Pro Ferrovia Valle Alcantara e quindi Sicilian Progress e Ferrovie Siciliane. Dico, nulla togliere al sindaco di Taormina, però era giusto anche un pochettino ripristinare un po' qual era il contesto di verità. Se ho detto qualcosa di errato, Roberto, correggimi. Sì, no, nel frattempo stavo cercando di prendere anche questo intervento che abbiamo fatto, che è fondamentale. Diciamo che abbiamo dovuto ancora una volta sottolineare con questo articolo che in pratica l'iniziativa per il recupero della linea è stata condotta da noi prima ancora che venisse fondato il comitato, no? Ricordi Giovanni, ne abbiamo parlato a suo tempo e abbiamo deciso di fare questo intervento, dove appunto, assolutamente, ma anche molto prima che arrivasse il sindaco Bolognari, il sindaco di Taormina. Il sindaco Bolognari, che tra l'altro dobbiamo dire, ecco, ne parliamo qui nella nostra pagina Facebook. L'articolo però è pubblicato sul Quotidiano di Sicilia, quindi con una nota che ha fatto il Quotidiano di Sicilia e che ha reso noto, e devo dire con molta correttezza, questo intervento. Magari provo anche a prenderlo in un'altra finestra. Va benissimo, l'importante è che sia disponibile sul canale del comitato, sulla pagina Facebook del comitato, così per chi ovviamente può leggerlo, esattamente, e ha modo di poterlo visionare. Adesso vediamo un attimo. Quindi c'è stata questa uscita del sindaco che ha rivendicato questo intervento. Ricordiamoci che il sindaco Bolognari, non lo abbiamo visto nelle varie manifestazioni che abbiamo fatto. Magari vorrei ricordare tu cosa abbiamo messo in campo per poter muovere le acque di questo ripristino dell'Alcantara di cui non parlava nessuno. Assolutamente Roberto, io intanto anche per correttezza, diciamo, di informazione verso anche chi ci sta seguendo, devo dire, e quindi penso di parlare anche a nome tuo, che noi in più occasioni abbiamo cercato di contattare il sindaco di Taormina, Mario Bolognari, e dopo varie vicissitudini siamo riusciti a ricevere attraverso la segreteria del sindaco un contatto che avrebbe dovuto prevedere un incontro con il vice sindaco di Taormina, cosa che invece non siamo mai riusciti a determinare, e questo un po' ce ne dispiace. Quindi speriamo veramente che, al di là di questa posizione che abbiamo voluto precisare attraverso le pagine del Nodo Quotidiano di Sicilia, di cercare di trovare un punto di confronto, anche perché nulla di personale abbiamo contro il sindaco, anzi ci fa piacere che ci siano degli amministratori che in qualche modo facciano proprio gli interessi di tutto il territorio e non dei singoli territori, quindi questo ben venga, e qualora il sindaco di Taormina volesse tranquillamente aggiungere qualcosa, basta che ci contatti, noi mettiamo a sua completa disposizione tutti i nostri canali media e anche i nostri siti web. Assolutamente sì. Appunto stavo vedendo, abbiamo la possibilità di vedere questo articolo sempre collegandosi alla nostra pagina web.
Condivido così per la cronaca quello che era l'articolo uscito sul Quotidiano Sicilia. Noi abbiamo chiesto infatti la replica che poi ci è stata data, e dove appunto si parlava di una nuova stazione ferroviaria, che è quella in sotterraneo di Taormina, si parlava del recupero della ferrovia litoranea dismessa come metroferrovia. Vorrei far presente che questo progetto della metroferrovia è stato anche in questo caso presentato al convegno del marzo 2017 a Giardini Naxos, con un'idea che era assolutamente nuova, nessuno aveva pensato prima. Poi tutti sono diventati titolari di questa cosa, che poi è un'idea del sottoscritto, che ne aveva parlato con il sindaco di Giardini Naxos, che è stato così gentile da promuovere questa iniziativa, che ora si trova all'interno dello studio di fattibilità che ho realizzato per l'associazione, per il comitato, che prevede sia il ripristino della ferrovia litoranea con nuove stazioni a servizio metroferroviario, sia il ripristino della linea Alcantara-Randazzo fino a Randazzo, e non solo. Con il collegamento con la circonmettenea si realizza quel percorso virtuoso che unisce le due aree metropolitane, Catania e Messina, attraverso una linea, attraverso sia la circonmettenea sia l'Alcantara-Randazzo, mettendo al centro di questa unione la valle dell'Alcantara, che oggi invece viceversa si trova isolata dai flussi di traffico, perché è servita da strade assolutamente insufficienti, non possono essere realizzate nuove strade perché la situazione ambientale è molto delicata. La ferrovia sta lì apposta, sempre realizzata apposta per avere un ruolo di mobilità sostenibile, e invece ci sono altre idee. Questa idea della pista ciclabile o pedonabile che conosciamo è l'altra idea su cui ti invito a raccontarci un riassunto, ma chi ci segue lo sa benissimo, che è quella dei famosi treni storici. Beh, guarda Roberto, io intanto vorrei, se tu sempre sei d'accordo, vorrei invece soffermarmi un attimino su quello che è l'articolo pubblicato giorno 8 febbraio appunto sulla Sicilia. Giornale della Sicilia, che dà sempre grande spazio a questa linea ferroviaria, per alcuni ex, per noi sempre linea ferroviaria. Questa è la nostra replica, che è uscita sul Corriere della Sicilia ed è uscita il 26 gennaio scorso, dove il Comitato Pro Ferrovia Valle Alcantara ha voluto precisare le proprie posizioni rispetto ai progetti in cantiere, e abbiamo fatto un po' una disamina, un excursus di quella che è stata la nostra iniziativa a proposito, dove sottolineavamo che non abbiamo trovato accanto a noi, quando era necessario, qualche amministratore locale, tra cui il sindaco di Taormina. Dimmi Giovanni. No, dico Roberto, allacciandoci sempre all'articolo pubblicato il giorno 8 febbraio sulla Sicilia, io vorrei aggiungere che noi non abbiamo nulla in contrario insomma, a quello che è l'attività di Patrimonio Sicilia, a quello che è insomma ovviamente l'attenzione sull'infrastruttura, quindi sulla ferrovia Alcantara-Randazzo. Chiaramente, come così, ma per quanto ci riguarda, un piano A o un piano B non può esistere, come viene, diciamo così, dichiarato dalla persona intervistata, ma bensì esiste solamente un piano A, ovvero quello che comprende il ripristino completo di un'infrastruttura, quindi neanche parziale, un ripristino ferroviario completo, quindi come appunto dicevi tu poc'anzi, che prevede l'integrazione quindi di un ponte ferroviario tra le province di Messina e le province di Catania. E quindi in questo contesto io vedo benissimo non solo un'attività che possa essere anche di promozione con contesti, diciamo così, con i treni d'epoca o treni turistici che siano, ma la prima cosa in assoluto è quello che possa permettere in ogni caso una mobilità molto più agevole ed ecosostenibile per tutti i residenti, per tutti i comuni e tra tutti i comuni della Valle dell'Alcantara. Ovviamente questo non preclude, anzi aiuta tantissimo tutto quello che sono i contesti ludici, o comunque di chi in qualche modo, anche attraverso l'ultimo chilometro o comunque in attività diverse, si vuole spostare con tutti quelli che sono i mezzi a due ruote, quindi i monopattini, biciclette e quant'altro. Quindi le due cose possono tranquillamente camminare di pari passo. Anzi, tu ricorderai benissimo che noi in altre occasioni abbiamo fatto dei collegamenti e delle dirette anche con persone che si interessano di questa attività,
e come dire così, ci fa piacere che tutte queste persone che fanno parte di altre associazioni proprio che si interessano di mobilità ciclabile condividono la nostra visione, e quindi questo non può fare altro che rafforzare quello che è il nostro pensiero. E quindi benvengano tutte queste attività. Io sono dell'idea, come è stato tempo fa per il comitato il feribotte non si tocca, appunto qui sullo stretto, noi vogliamo tutto, non ci dobbiamo accontentare di nulla, e quindi non solo pretendiamo il ripristino delle ferrovie, ma pretendiamo come comitato Pro Ferrovia Valle Alcantara una ferrovia che sia funzionale per tutti e che possa permettere anche contesti di mobilità diversa, oltre a quella là, diciamo, ciclabile o solamente ferroviaria. Quindi possiamo avere diciamo, un contenitore che comprenda tutte queste cose, e quindi limitarsi solamente ad un discorso turistico o diciamo, a utilizzare l'infrastruttura per una pista ciclabile, credo che sia non solo riduttivo ma sia anche penalizzante per l'economia e lo sviluppo di questo territorio, che chiaramente non è che navighi nell'oro, non è la Svizzera della Sicilia, o meglio dire che la Sicilia non è completamente una Svizzera. È meglio. È meglio della Svizzera. No, volevo dirti, Giovanni, due cose volevo ricordare, ma innanzitutto che dobbiamo capire la compatibilità dei mezzi. Non vorrei che si finisse come per la Fano Urbino, di cui noi abbiamo parlato nella nostra pagina. Qualcuno si chiederà, ma come mai nella pagina Professor Valle Alcantara si parla della Fano Urbino? Perché noi abbiamo gli orizzonti un po' più ampi di qualcuno che pretende di seguire questi argomenti senza informarsi. Il problema della Fano Urbino è emblematico perché qualcuno voleva realizzare una pista ciclabile che consentisse nello stesso tempo l'esercizio ferroviario, posizionando questa pista ciclabile o pedonabile a 1,5 metri dal binario. Ora, chiunque abbia avuto a che fare con le ferrovie in maniera più seria che il gioco dei trenini sa benissimo che queste distanze sono incompatibili con l'esercizio e soprattutto con la sicurezza. Quindi bisogna sgombrare il campo da certe cose. Quando io leggo facciamo i percorsi pedonali e mettiamo i futuri turisti, i candidati turisti a percorrere queste linee magari con le torce in modo che in galleria possano vedere, io non so se sto leggendo il Beati Paoli, il Signore degli Anelli o qualcosa che abbia a che fare seriamente con il turismo, perché questo non è turismo, questo è non so che cosa. Qualcosa che ha a che fare con i funghi, con i cercatori di funghi, non so, non me lo ricordavi l'altra volta. Questo è uno degli aspetti, cioè ci sono cose che si possono fare e cose che non si possono fare. Per questo non esiste il piano B. La ferrovia va ripristinata. Ripeto, non lo diciamo soltanto noi, lo dice il Ministero dell'Ambiente e oggi lo dicono tantissime situazioni che si stanno realizzando. Anche in Europa, in Germania c'è un piano per ripristinare 3.000 km di ferrovie dismesse, dico 3.000. Oggi le ferrovie vengono ripristinate per altri motivi, perché si è scoperto che servono. Abbiamo un altro caso emblematico, la Siciliano-Lago Negro, di cui abbiamo parlato tante volte, diventerà la ferrovia ad alta velocità incredibile. È una cosa che se me l'avessero raccontata 2 settimane fa avrei detto, no, scherziamo, non se ne parla nemmeno. Invece il progetto di RFI passa proprio nel Vallo di Diano, proprio lungo il tracciato della Siciliano-Lago Negro. Quindi non siamo visionari pazzi, evidentemente è cambiato un mondo, non siamo più negli anni 70-80 quando si chiudevano i famosi rami secchi e non si riaprivano più. Oggi si sta ripensando completamente la mobilità e il famoso Recovery Fund, il famoso Next Generation UE è finalizzato proprio a questo, la mobilità sostenibile. Altra cosa che volevo ricordare, l'inganno, ovvero l'equivoco delle ferrovie turistiche che prevedono, ripetiamo, un treno alla settimana, forse al mese, realizzato con vetture storiche, con rotabili storici, che è completamente incompatibile con un esercizio normale e commerciale frequente della linea a favore dei territori. Perché chi vuole queste cose vorrebbe realizzare l'intervento dando in gestione la linea soltanto a chi è in grado o comunque diciamo, si renderà in
condizioni di poter gestire servizi di questo tipo, quando invece servizi di questo tipo si possono fare in un periodo all'interno dell'esercizio commerciale, garantendo la sicurezza e la fruizione per tutti. Non si capisce perché si vuole seguire la filosofia della legge 128 del 2017 che di fatto accantona queste ferrovie come ferrovie del tutto secondarie e le pone a servizio di un'attività che è un'attività di nicchia, un'attività che non consente il trasporto quotidiano, non consente il ritorno della fruibilità del treno da parte di chi abita i territori e quindi tutti i benefici a questo diciamo, collegati. Cosa volevi aggiungere a proposito, visto che come dire, so quali sono le tue idee su questi treni e su questi rotabili, tu sai tutto, caro Giovanni. Ma io Roberto penso che proprio su questo fronte, sia io personalmente attraverso l'associazione Ferrovie Siciliane, ma anche insieme a te attraverso il Sicilian Progress o appunto il comitato Pro Ferrovie Valle Alcantara, non abbiamo mai fatto tesoro quella che è ovviamente la nostra visione su questa realtà dei cosiddetti treni storici. Dico, ma fermo restando che comunque lasciano anche un po' il tempo che trova, anche se dico, se mi dovessi basare addirittura su quello che sono state le dichiarazioni di chi gestisce questo segmento riferito all'anno del 2019 appunto per la Sicilia, dico i numeri sono veramente, permettimi il termine, non voglio offendere nessuno, sono veramente dico ridicoli a fronte a quello che è l'investimento per quanto concerne ovviamente la realizzazione appunto di queste cose. Però ripeto, a noi diciamo, non ci interessa se poi la domenica, il sabato o il venerdì o la notte, un po' come è stato fatto a Stresa, qualcuno decide di acquistare un treno charter e farci le proprie cose. A noi quello che interessa è che ci sia un'infrastruttura che sia restituita al territorio, e quindi non solo alla Valle Alcantara, ma all'intera Sicilia e quindi all'intero popolo siciliano, e quindi ovviamente che possa permettere appunto la mobilità e la fruizione diciamo così, di tutti i cittadini di questa infrastruttura e che poi possa essere fruita a tutti i livelli dai ciclisti, da chi usa i monopattini, da chi vuole fare l'escursione a piedi, da chi deve andare a scuola, verso chiunque. Poi ripeto, se la domenica ci devono fare l'escursione con un treno speciale perché c'è un'evocazione storica, non lo so, dico, mi riferisco a quella che è la scoperta dell'America, oppure sto giocando adesso, vado un po' di fantasia, dico, a noi non ci interessa nulla, dico, ben vengano queste cose, ma ripeto, l'importante è che si pensi prima al territorio e poi ai contesti ludici, perché come ho detto poc'anzi, appunto, i numeri che escono fuori da questi contesti, anche se fossero il doppio di quelli che ha dichiarato il vertice di chi si occupa di questa realtà, sono sempre numeri che sono ridicoli e dire veramente poco. Assolutamente, quando pensiamo a un treno che può portare 300, 400 persone, tra l'altro che fanno vai e vieni, quindi non si fermano sul territorio e lo fanno una volta al mese, ma anche se fosse una volta alla settimana, stiamo parlando di numeri che sono totalmente ininfluenti sulla vita, sul turismo della zona. Quindi dire che questi interventi sono, che questi servizi sono. Ti sei girato Giovanni, rimettiti, ti vedo coricato. Per dire che questi servizi sono risolutivi dei destini, ecco, dei destini turistici di queste zone è francamente è una cosa non vera. Quello che cambia il territorio è la presenza di una mobilità sostenibile, una mobilità come quella ferroviaria che può finalmente ritornare a portare le persone che vanno a lavorare, che vanno a studiare, che si muovono per piacere, per andare a mare, ma soprattutto devono essere le persone del territorio. L'esperienza ci insegna che se la ferrovia è fatta per il territorio, poi diventa fruita anche dai turisti. Sarò ripetitivo, sarò seccante, ma l'esempio della Val Venosta è emblematico. Una ferrovia nata dal nulla quando nessuno ci credeva, oggi fa 3 milioni di viaggiatori annui. Se considerate che il passante ferroviario di Palermo fa 1 milione di viaggiatori annui ed è stato considerato un grande successo, pensate cosa significa in una vallata
popolata credo da 40.000 abitanti in tutto. Di questi 3 milioni, 1 milione sono turisti, perché poi alla fine i turisti arrivano, ma gli devi dare i servizi, non gli devi dare, con tutto il rispetto, la locomotiva a vapore. Lo so Giovanni, non ce l'ho con la locomotiva a vapore a cui tu sei tanto affezionato e di cui tu sei tanto esperto, l'abbiamo visto in un tuo recente post, ma voglio dire, la locomotiva a vapore è un qualcosa che può essere messa in esercizio una volta ogni tanto, e lo vediamo nelle varie cosiddette ferrovie turistiche che sono entrate in esercizio, ma non può essere quel servizio regolare che rende, come dire, utile una linea ferroviaria sul territorio. Ecco, questo è un po' un concetto. Un altro concetto che mi taccio è quello di dire, vabbè, ma se ripristiniamo la ferrovia ad uso turistico spendiamo di meno. Assolutamente no, perché per far muovere i treni, che siano turistici, che siano storici, che siano a pedali, che siano, ci vuole la linea ferroviaria, ci vuole un'infrastruttura che possa veicolare quei convogli che hanno un loro peso. Non credo che le locomotive pesino meno degli elettrotreni che vanno in giro attualmente, hanno un loro peso, hanno un loro impatto sull'infrastruttura, sui ponti, sui viadotti, sulle gallerie, e tutte queste strutture devono essere verificate sia per un tipo, sia per il ripristino commerciale che per il ripristino di qualsiasi altro tipo. Quindi non parliamo di importi minori soltanto perché qualcuno pensa di togliere magari qualche segnale o qualche passaggio a livello, che poi sono accessori di sicurezza, quindi non sono optional, perché sono cose assolutamente non vere e fuorvianti. Bene, Roberto, io ti ringrazio sempre perché è sempre bene ricordare questi dettagli che non sono dettagli da poco. Ovviamente salutiamo chi ci sta seguendo, Giuseppe in questo caso, e io penso che potremmo anche chiudere questa diretta, che ovviamente poi è importante che rimanga su tutti i nostri canali, quindi anche sui nostri canali YouTube e quindi sui nostri 2 siti di riferimento. E ringrazio nuovamente la Sicilia, la Sicilia, perché dà sempre spazio a tutte le voci proprio che si riferiscono a questa realtà che è la Ferrovia Alcantara Andazzo, e rinnovo sempre l'invito a tutte le persone che abbiamo citato. Se vogliono, diciamo così, come dire, intervenire in modo diretto sui nostri canali, possono tranquillamente contattarci. Noi abbiamo, come dire così, messo anche l'email in sovraimpressione, quindi possono tranquillamente raggiungerci attraverso quell'email. Qualora qualcuno avesse qualcosa da aggiungere, caro Roberto, penso che avrà tutto lo spazio, diciamo, che preferisce. Noi siamo qui, siamo liberi per il confronto. Per quanto mi riguarda, aggiungerei viva la ferrovia e viva la mobilità ecosostenibile, e soprattutto viva la Sicilia. Dico. Oggi facciamo un po' di tifo, facciamo un po' di campanilismo, come dico, cerchiamo anche di divertirci sotto certi aspetti, anche se tu sai benissimo, caro Roberto, che non sempre è bello ciò che si legge sui social, soprattutto di certe associazioni che non si sa neanche il motivo per cui esistano, anche perché le finalità sono veramente, come così, non ridotte al lumicino, ma sono pressoché zero, perché sono veramente senza contenuti. E quindi rinnovo ovviamente l'invito a tutte le persone o gli enti che abbiamo citato, qualora volessero intervenire attraverso i nostri spazi, siamo assolutamente a disposizione. La nostra mail di riferimento è comitato.prof.fva@gmail.com. Perfetto, magari possiamo organizzare qualche incontro online, visto che le modalità ormai sono più queste che quelle di presenza, e parlare di questi argomenti, approfondire ed ascoltare anche opinioni diverse. Non abbiamo paura del confronto, siamo qui a vostra disposizione qualora ne faceste richiesta. Bene. Caro Giovanni, possiamo anche chiudere, possiamo salutare i nostri amici che ci seguono e diamo loro appuntamento alla prossima occasione. Seguiteci sempre, seguite il nostro canale YouTube, la nostra pagina Facebook. Siamo
sempre a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento e ma anche per pubblicare il vostro contributo, se c'è, se lo ritenete opportuno, è sempre in arrivo. Grazie a tutti voi, grazie Giovanni, un saluto e un abbraccio. Ciao. Ciao Roberto, ciao.